Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con il galoppo di Ben Dorial Mail, molto numero veloce 2 Birgit, Ben Dorial Mail squalificato. Di Bonton, poi numero Battiato 6 Jet. Bruno GRB squalificato. Numero Botte 7 Balsamo Leone squalificato. Non sembra riuscirci. Una sagra di rottura intanto sulla prima curva e così Balla USM già a tiro del gruppetto degli avvantaggiati, dei quali emerge Bonton che va a chiedere e ottenere strada da Birgit. Avanza all'esterno Botte che va su Bonton, chiede strada, la ottiene dal compagno di scuderia e passa così a condurre. Allo scoperto risale già Balla USM. Dopo il quarto iniziale in 31,7, Botte in vantaggio nei confronti di Bonton, Birgit, Battiato Jet, a largo Balla USM, lungo la corda Bella Stella, quindi Bujumbura. Cerca di ricongiungersi al primo gruppo anche Beautiful Trio. A un giro dal via, passato in 1-1-4, si continua così con schema invariato, se non per il fatto che Bella Stella sembra voler andare a fare la seconda pariglia. In schiena Balla USM, intanto Botte continua a buon ritmo dopo aver ottenuto strada, ha piazzato un 29,7 e ora un altro paletto in 15,4 per la piegata. Botte, Bonton, Birgit, Balla USM che risale all'esterno, si tiene pronto però Daniele Cuglini in marcatura su Alessandro Gocciadoro. Vedremo un pochettino cosa si decide di fare ora, perché Botte è sempre in vantaggio, Bonton marca Balla U, Birgit lungo la corda, Bella Stella in pariglia, lungo la corda ancora Battiato Jet a precedere Bujumbura. Intanto una frazione in 14,9, Botte continua a camminare di buona lena, per il momento fa fatica Balla USM a mettersi sulle tracce dei compagni di scuderia, viene via in terza ruota Bella Stella che cerca di aggirare il gruppo, il miglio passato in 2-1-4, Botte in vantaggio, Bonton al largo, Bella Stella che insiste in mezzo alla pista, guadagna di dentro Birgit che ora è in schiena Botte a 300 dalla conclusione, insiste Bella Stella in terza ruota, Bonton a lato di Botte, prova a venire a far l'arrivo anche Bujumbura dalle retrovie, passata Bonton, cerca spazio Balla USM, a largo di tutti Bujumbura che scatta sui rivali, Bujumbura che travolge il gruppo, Bujumbura che viene a vincere di forza nei confronti di Bella Stella e Balla USM. 2.32.3, 1.16,5 il ragguaglio cronometrico per il successo di Bujumbura e Luca Lovera che attendisti in ultima posizione guardano lo svolgersi della corsa in mezzo alla pista, l'ultima curva e il finish travolgente. Viene a vincere per il training di Marino Lovera e i colori della scuderia quiriniana. Al secondo è Bella Stella, al terzo Balla USM.